Interrompo di nuovo perché vedo una telefonata, poi riprendiamo da qua. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Prego. Mi chiamo Alessandro, chiamo dal territorio del Gemonese, Gemona. Sì, sì. Io telefonavo in quanto ho seguito tutto l'intervento del dottore e volevo fare alcune, diciamo così, alcune specifiche per la nostra zona, diciamo così, che con la riforma Serracchiani è stata molto, diciamo così, depotenziata, è stata molto colpita. E vogliamo sempre ricordare che noi abbiamo visto chiudere, o meglio riconvertire il nostro pronto soccorso in punto di primo intervento, che dopo diverse interviste, diversi interventi anche alla Serracchiani nel passato, nessuno ci ha ancora smentito che per la, come si dice, per la riclassificazione da un pronto soccorso in punto di primo intervento sono stati utilizzati da parte della ex amministrazione regionale dati falsi, come è stato riportato anche dal sindaco di Gemona e anche riportato dal dottor Galucar in intervento a Venzone negli anni scorsi. E cosa vuol dire questo? Che noi adesso siamo in una situazione molto critica, come diceva adesso per dire il dottore nell'ospedale di Tolmezzo, la situazione è critica, ma anche critica nell'ospedale di San Daniele. I nostri cittadini del nostro territorio gemonese stanno facendo la spola con grandi difficoltà. Innanzitutto ricordiamo che abbiamo la mortalità più alta della regione noi. Sentire inoltre che, come diceva le famose frasi della Telestra, che bisogna andare nel grande per avere più servizi, più qualità, più assistenza, e poi ascoltiamo che Trieste ha grandissimi problemi nel pronto soccorso, gli vengono chiusi i reparti, viene chiuso il reparto di medicina d'urgenza. Ci mette angoscia, profondamente angoscia, perché se noi dobbiamo, come si dice, noi chiudiamo servizi in periferia, la speranza è che in città, nelle parti più importanti, vengano forniti questi servizi essenziali e poi, ascoltando i vari professionisti, questi servizi sono ulteriormente depotenziati, non sappiamo cosa dire. Poi un'altra cosa, parliamo sul pronto soccorso di Gemona che sta creando grandissime difficoltà ai nostri cittadini. Un'altra cosa, aggiungiamo un altro pezzo, il 112, tutti sanno le varie criticità. Poi il discorso del soccorso, i costi milionari che spendono, teniamo presente che se non si sbaglia, c'è un elicottero unico per tutta la regione, per oltre 1.200.000 abitanti, è un po' pochino, cioè pensare che un elicottero possa servire una popolazione così numerosa. Poi la cosa che ci ha colpito innanzitutto, che personalmente io ho votato questo governo attuale perché speravo un cambiamento. La cosa che mi ha deluso è che il contratto che è stato firmato da tutti i partecipanti del centrodestra, i punti non sono stati mantenuti, basta vedere la separazione del territorio, il NUE e via dicendo. Mi fermo qua. Grazie, grazie a lei, buona giornata. Beh, ha tirato in ballo tanti punti. Sì, sono tutti punti che hanno una loro base, non si può assolutamente smentire quello che questo spettatore ha affermato. Però risalgono tutti a quella che è la riforma Serracchiani, che l'ho detto prima, per me è sempre stata fin da subito è stata una riforma poco gestibile, poco attuale e anche poco rispettosa di quelle che sono le esigenze della popolazione. Per inciso dirò che vado spesso a Tarvisio e mi chiedo qual è la possibilità di sopravvivenza a Tarvisio per un infarto o per un ictus. Una mia carissima amica ha avuto un ictus a Tarvisio e si è salvata abbastanza bene perché è stata portata a Gemona, che quella volta era attivo.
per cui la zona pedemontana, cioè la zona della montagna del Friuli Venezia Giulia, va trattata sicuramente con un occhio di riguardo rispetto a quello che è la visione un po' così, un po' manichea, un po' assolutista, che prende in esame solamente numeri e disponibilità. Cioè, la regione Friuli Venezia Giulia è una regione difficile. Non puoi fare dei calcoli semplicistici. Faccio un esempio. La montagna d'inverno è difficilissima da raggiungere. L'elicottero non sempre può partire, quindi bisogna prevedere una serie di mezzi un po' sovrabbondante perché tutti hanno diritto ad essere assistiti. Passiamo dall'altra parte, andiamo sul mare. L'ospedale di Lattisana durante l'inverno è sovradimensionato, ma durante l'estate, con le centinaia di migliaia di turisti che si fermano a Bibbione a Lignano, diventa sottodimensionato. Anche di questo bisogna tener conto. Ci sono degli ospedali che non si capisce cosa stiano a fare, perché l'ospedale di Palmanova, che è a pochi chilometri da Udine, a pochi chilometri da Lattisana, che è stato gravato anche da qualche problema di inondazioni, anche quello è un ospedale che è tra coloro che sono sospesi, ma allora non vado a togliere in montagna. San Daniele era un ospedale eccezionale, era un ospedale magnifico. Hanno poco da dirmi, ma sai, non si sostiene la spesa, non si sostiene la spesa, ma è una spesa necessaria. Per cui la ridistribuzione delle risorse deve tener conto di quella che è la montagna e deve tener conto anche della realtà atmosferica e orografica delle zone in cui si va, per dare una risposta puntuale su quelle che sono le esigenze di quei luoghi. Ma io penso che Riccardi queste cose già le sappia, non credo di essere io a dirgliele, e penso che il ritardo su quella che è l'aspettativa sull'intervento è un'aspettativa legittima, ma io non lo chiamo neanche ritardo, lo chiamo tempo di... Sì, periodo di ripensamento, cioè di presa in esame. Penso che questo sia in esame, mi auguro, sarebbe clamoroso se non succedesse. Ecco. Ancora una telefonata?